Stefano, digli che ti ha detto cinquina. Chi è cinquina? Quello che gli ha Quello che gli ha menato. Vabbè, insomma, chi ha detto? Puoi uscire un attimo dal negozio? Che fai, me vuoi menare? Guarda, è uscito. Senti, io ti dico una cosa. Tu stai proteggendo un criminale. Addirittura? Perciò io non vengo più a fare le spese No. e dirò a tutta la gente che tu proteggi un criminale. Poi lui non deve entrare più dentro questo negozio. Ma vattene. Cazzo, io ho detto. E perché? Perché lui mi ha menato. Ah, menato. Ho incontrato Ma parla Sergio. così questo? Sto deficiente? Sì, perché è canadese. Ah. Sergio c'ha un po' dei problemi perché è dall'ambasciata, capito? Allora un casino. Sì, però ha detto che ora che ti ha detto questa cosa sono contro ieri me ne un'altra volta. Sì, comunque non è che perché termini uno che dell'ambasciata uno un po' più Ma chiappato. normale. Perché poi ha menato pure, c'aveva pure ragione. Aveva pure ragione. Ma poi gli ha dato uno schiaffo. Quello che era, aveva bloccato la macchina 3 ore una. Sì. L'ha maltrattata Alla pure. vecchietta, Sì. poverina. No, ma era vecchia, era giovane questa. Sergio mi ha detto che era una vecchietta. No, sì, sì, già ha detto pure che gli ha dato uno schiaffo, mo sono uscite due ginocchiate di ragazzi. Per ogni giorno esce fuori una cosa, porco Dio. Pensate, ma se può sapere gli fa, perché lui dice che gli c'è il sangue dal coso, ha fatto 6 mesi di fisioterapia, uno schiaffetto così. Ma gli ha dato solo 2 ginocchiate. Ho fatto 6 Ma mo mesi Sergio di... ci viene, la devo così. Io ho detto, se viene, dai, che cazzo, io mi sono fatto due, perché lui ha detto, se viene quel criminale non vengo più io. Io ho detto, se io mi sono fatto due conti, spendi più te, perciò... E allora vieni, Che schifo. Tristezza. Sì, ma questo ancora sta così. Ancora È passato un anno. No, un anno, sono quasi 3 anni. Beh, ho capito, ma famolo curare questo. Sì, ma Ma anche intorno al Canada? Ma la fidanzata è ancora più cattiva, hai visto quando è passata ieri? Sì. Ieri è passata, guarda in Ma perché lei uno così non lo manda a fanculo? Cioè, si quasi levi... mandata. No, ma io... Ma lei si levi sta Sì, ma io soddisfazione. l'ho fatto parlare tutto quanto, poi ho detto, hai finito? Sì, allora adesso esci che devo servire. Basta, voglio dire. Dici, dai. Lei protegge il criminale. Sì, io proteggo un criminale. Sì, certo. Ma dice che sono andati, perché poi Sergio è andato con un amico suo ai carabinieri, perché questo conosce un carabiniere che sta, e questo gli ha tirato fuori tutto il fascicolo. Ha detto, l'altro mese sono andati tutti e due a vedere le foto segnaletiche, perché nessuno ha testimoniato di nome e cognome. E lei ha detto, è questo, il carabiniere ha fatto, questo è un albanese che è morto 2 anni fa. Ma come cazzo? 2 anni fa è morto, signore. Sì, perché nelle foto segnali le fanno tutte false, sì. eccetera. Ancora stanno insistere. Questi sono matti. Ma questi sono malati. Ha detto mo vogliono denunciare tutta la zona perché Per favoreggiamento. no, per come quando Omissione di- un'omissione di soccorso. Questi sono matti. Sono matti, sono 2 matti. 2 matti. Sono completamente matti. Ma lei è più matta di lui. Ma menamogli a Attenzione, questo. Lei è più matta. Menamo. Potevo mettere in fila. Mannaggia, oh. Ma poi fa la scena, io non l'ho vista per niente. Pensa, ha detto che al coso, e ha detto a quella dei carabinieri, il più vigliacco infame di tutti. E il macellaio. Ma tu stavi in tribunale. No, come Non stavi in tribunale per quella No, storia? era una da metro. Era una, poi mi hanno raccontato tu perché c'era Diego. Mannaggia, oh. Allora Sergio gli ha menato, lui dice prima uno schiaffo, poi Vabbè, ho gli ha capito. menato. E la ragazza c'aveva la birra perché stanno sempre che i birre e gli ha dato una birata, però Sergio si è scanciato e poi Sergio si è messo a correre e questa gli aveva preso la birra. Ha detto Sergio, porco Dio, come prende l'infarto, poi corre. Ha detto, ma dimmi te se mi vedevano Brugia, Carminati, che correvo. Senti, ma invece Frocia è più venuto? No. Non è più venuta Frocia? Sei una frocia, lo sanno tutti. Ma che donna lei? Ma guarda, non è macelleria, quello è un teatro. La commedia. Però